La Nuorese si aggiudica il derby sardo battendo 3-1 il Lanusei, portando a casa il terzo risultato utile di fila. Seconda sconfitta esterna consecutiva invece per la formazione di Ervatin, che chiude il girone d'andata con 17 punti dopo 17 giornate. La Nuorese in avvio si fa vedere subito con un tentativo di Curcio rimpallato, poi al 14° la formazione di Corda trova il vantaggio con questa punizione da applausi di Molino, festeggiato dal pubblico di casa. Proprio Molino veste poi i panni dell'assist man dalla bandierina per Go, che non riesce però a coordinarsi bene. Il Lanusei rischia poi anche sul rilancio di La Ferrara con Falasca che non inquadra lo specchio. Alla mezz'ora il Lanusei si vede con la conclusione dalla distanza di Ahmed, che manda tutti all'intervallo sull'1-0 in favore della Nuorese. Nella ripresa la formazione di Ervatin ci prova subito con un sinistro di Perez, poi Molino di testa, dall'altra parte sfiora il raddoppio. Lanusei allora pericoloso al 62° con il numero 2 Bonu, poi la Nuorese preme sul gas e alza il baricentro con 3 conclusioni nel giro di 5 minuti firmate da Lizzaso e da Cadau, che cerca senza fortuna la porta 2 volte, una dietro l'altra. Tocca poi anche a Curcio, ma c'è la Ferrara sulla sua strada a trovare il gol. Così è il Lanusei con Papini che non perdona sul traversone dalla sinistra al minuto 69. Neanche il tempo di esultare però, che la Nuorese mette di nuovo la freccia. Minuto 79, imbucata di Perez per Curcio, che anticipa la Ferrara in uscita e fa 2-1. Il Lanusei accusa il colpo e all'89° Go firma il 3-1, così deviando in rete il traversone dalla destra su calcio piazzato di Pusceddu. Triplice fischio di Belfiore e la festa è tutta bianca-azzurra.